Vai raga contro l'Atalanta con una squadra nervosa per il mercato. Perfetto, direi. Insomma, un bel trittico Atalanta, Roma e Milan. Speriamo bene. Prima partita dopo la sosta, poi può essere veramente un'incognita. Di Lorenzo, Osimhen, Pino, fuori rigore, rigore. Dai, rigore, cazzo. Dai. Zielinski contro tutti. Gol. Bravo Piotr. Dai, cerchiamo di vincere nonostante le voci di mercato. Kvara, Kvara. No, Kvara, perché l'hai passata? Dai, secondo le statistiche stiamo dominando, però calma. L'Atalanta è una squadra forte. Brutto trittico, adesso abbiamo detto Atalanta, Roma, Milan. L'è dura. Abbiamo tempo che scorre veloce. Avanti con gli stessi 11. Pendeva dalle mie labbra. Provo ad andare via. Di Lorenzo. Jeremy Pino. Vai Pino. Non perdere la Pino. Soldato Kim. Lobotka. Paino. Bravo Paino. Paino per D. Paino per D. Osimhen. Victor. Oh, no! Ma dov'è fuori gioco? Scusa? Gol. Bravi fioi. Paino. Soldato Kim, peccato. Diamo un po' di riposo a Kvara e proviamo Okafor. Stellina prelevata. Ok, Okafor è destro se non erro. Ok. Sì, ambidestro quasi. Qua abbiamo, beh sì, Lobotka fuori. Mettiamo un Dombele. Frattesi mettiamo, dai, mettiamo Elmas perché... Beh, è la prima partita, deve un attimo anche ambientarsi, non possiamo buttarlo nella mischia così. Attenzione però, puzzle, puzzle. Bravo lui. Oka, vediamo subito Oka. Oka, Oka se ne va, Oka se ne va. Oka. Mamma mia, Osimhen la sbaglia, ma Oka for show, ragazzi. Oka for show. Dai. Togliamo Osi, mettiamo Raspa. E mettiamo Juan Jesus per il soldato Kim. Non fare turnover, dai, se riusciamo a non vincere siamo coglioni. Osi, Di Lorenzo, soldato Kim, Di, vai Di, dai Di, Dombele ancora Di, soldato Kim, Rui, Oka, bella la prima azione di Oka, Oka, ancora Oka, super Oka. Mario Rui, Mario Rui. Peccato. Dai, perché il turnover è un po' stanco, però l'abbiamo vinta molto bene. Ben fatto, raga. Siamo tornati bene bene dopo il mondiale. E dove ma stai zitto. Vicino alla clausola.
Ti prego, stai con noi. No, lo sviluppo, Dio. Madonna. Loda. Perfetto, dai che l'una sta un po' risalendo pian pianino. Tutto positivo, va bene, ogni tanto fare un po' veloce ogni tanto, non so le sue memorie. Ragazzi, Napoli-Roma mi ha vinto 0-4 con la Sampdoria. Proviamoci. Aspetta, non tenere per forza Ostia. Ostigar non mi ha esaltato. Mettiamo Juan Jesus. Ostigar come sta andando? È in miglioramento o no? Zumba. Vai. Vai, Okafor adesso lo proviamo anche a destra. Se dovrei provarlo a destra è buono. Oka a sinistra ha fatto qualcosa di buono. La prima partita ha fatto bei spunti, dribbling. Ci sta. Dai raga, proviamo a portarla a casa anche contro la Roma. Cioè così, contro la Roma, fioi. Del buon Josão Mourinho. Dai. Ispirato già Okafor, per l'acquisto dell'anno. Pagato 14 milioni per la clausola rescissoria. Speriamo che lo prenda il Milan in realtà. Attenzione però subito a Karsdorp. Zaniolo. Mamma mia, Zaleschi, gol. Gol di Abram. Tammy Abram punisce subito il Naples. Purtroppo sì. Mario Rui. Kvara. Osimhen! Non ci credo cosa ha preso Rui, Patricio. Cosa ha preso Rui? Soldato Kim. Brutto gol abbiamo subito, però è Rui. Rui vede Kvara, niente. Tammy Abram, mamma mia. Roma scatenata, purtroppo. Meret. Di Lorenzo. Osi. No, speravo farlo di mano, niente da fare. Jesus. Di Lorenzo. Vai Dili. Okafor, bello, niente da fare, Mancini recupera. Stiamo giocando anche, non stiamo giocando male, però abbiamo pagato l'unica occasione finora dei lupacchiotti da magica. Cosa ha preso? Oh, ragazzi, Okafor comunque si sta presentando bene. Oka, ancora Oka. Oka per Kvaradona. Anghissa. Non meritiamo il pareggio. Soldato Kim, niente da fare. Ancora il soldato Kim. Zielinski. Di Lorenzo. Vedeosi. Niente. Riparte la Roma. Attenzione. Karsdorp. Dybala. Che culo di Bala. Bravo lui. Zielinski. Anghissa. Kvara. Vaiosi. Non perderla. Zielinski si invola. Okafor. Mamma cosa ha fatto Okafor? Mamma mia, Osimhen Eurogol, ma Okafor. Mamma mia, cosa abbiamo preso? Abbiamo Kvara, Okafor, Pino, ragazzi, Kvara e Osimhen. Kvara non mi sta piacendo in sto periodo, Lui non sta giocando benissimo, mettiamo Olivera. Molto stanco più che altro lui. Anche il soldato Kim è stanco. Smalling. Mancini. Rui Patrizio. Ti prego, ecco, Olivera l'ho messo in campo e fa la cagata. Eccola là. Zaniolo. Non ci credo. Appena messo Olivera. Dio bontatus. Incredibile, proprio immeritatissimo sto pareggio. Immeritatissimo. Solito culo muriniano.
Di Lorenzo. Okafor, vai Oka. Oka c'è. Oka c'è. Oka c'è. Ah, peccato. Vabbè, stiamo dominando noi sti deficienti 2 tiri, 2 gol. Cioè, ma veramente vergognoso. Olivera. Quel po' di sto stronzo che ho messo in campo. Kim. Di Lorenzo, Di Lorenzo. Zielinski, Osimhen, ti prego. Non ci credo. Mamma mia come devo perderle, ragazzi. Zielinski. Sembra la classica sconfitta annunciata. Kvara non mi sta piacendo, però. Entra Paino. E facciamo così. Togliamo anche Osi, mettiamo Giacomo Raspadori. E per Zielinski mettiamo un Dombele. Raga, almeno un pareggio, però è che Milan torna davanti in ogni caso. Pino. Il solato Kim ovviamente va fuori. Incredibile. Beh, non così, sarà veramente... Proviamo, è finita. Ma guarda che roba. Incredibile furto all'Olimpia, al Maradona. Vaffanculo. Va. Brutta sconfitta, è molto molto brutta. Immeritatissima, poi veramente una vergogna. Serie A. Siamo secondi a 2 punti dal Milan. La prossima è proprio Milan-Napoli. Male. Zerbein va per 5 milioni circa al Marsiglia. Non giocherebbe mai, lo vendo sinceramente. Abbiamo tanti giocatori migliori. E comunque 5 milioni non sono mai male. Adesso c'è il Milan. Andiamo a Milano. Sarà un'impresa disperata contro i campioni d'Italia e i primi della classe. Noi proprio abbiamo buttato via la partita. Contro la Roma proprio che ha rubato una devastante. 2 tiri, 2 gol. A San Siro sarà durissima, ripeto. Cominciamo con positiva, va. C'è anche Ibra, grande Ibra. Tonali, Leao contro Kvara. Destra, Serginio destra. No. Mamma mia, cosa ha preso Meret. Siamo in difficoltà. Solo Milan, only Milan. Calabria. Bennassere ancora Paolone Meret, perché si chiama Paolo, Il Benna. Vai Pino, involati verso la gloria, Pino. Mamma mia. Venuto Milan sta dominando. Del beffone. Zielinski. Niente. Male, male, male. Più tranquilli dovete stare Kvara, così così. Zamanghissa, mettiamo Davidone Frattesi. Dai Frattesi. Entra Pobega per Ismael Benasser. Calabria. Cosa fa Jesus? Kvara. Serve Kvara, il miglior Kvara che è un po' in difficoltà. Ancora errore di Kvara. Tonali per Messias. Ibra. Pobega. Ibra, gol.
E il gol di Ibra. Mamma mia, siamo in difficoltà incredibile adesso, eh. Quindi rischia di andare a più 5, sarebbe pesantina, eh. Lui. Kvara, che deve svegliarsi Kvaradora. No, mamma mia. Zelinski. Kvara, dai in mezzo, bene, gol. Bravo Pino. Bravo Jeremy, dai. dai. Bravissimi. Allora. Kvara ha fatto un bel assist, ma mettiamo Okafor. Togliamo Lobotka e mettiamo un Dombele. Jesus. Bello, bravo Juan Jesus. Classico tiro Juan Jesuiano. Occhio, Ibrahim Diaz. Ma riusciamo a buttarla via? Mamma mia. Che dura case, ragazzi. Comunque Osimhen, il mercato non ha fatto certo bene a Osi. Vai Shingo. Porta equilibrata da pareggio, ma segneranno. Tonali, attenzione a Ton. Leao. Ma dai, ma vai a fare in culo, ma da 300 metri. E la perdiamo anche questa. Niente, credo che dobbiamo perderle. Cazzo, vai Oca, vai Oca. Non ci credo, Magic Mike. Pino è distrutto. Altra sconfitta, ragazzi. Momento difficile. Palermo, Spezia. Mamma mia. Male. Adesso la partita del col Palermo neanche la registro, ce li faccio vedere i risultati. Siamo supplementari. Pazzesco, guarda. Siamo riusciti a stancarci anche con questa partita. Almeno Kvara ha segnato un po' di gol. E questo si è sbloccato Osimhen doppietta, però. Male. Siamo in un brutto momento. Dobbiamo tornare a vincere. Purtroppo abbiamo fuori Pino per influenza. Ancora 10 giorni sull'influenza show. Per il resto tutto confermato con Okafor a destra, che ha preso il posto allo Zaro. Però ci siamo addirittura terzi adesso, purtroppo. Bisogna tornare a vincere però, contro lo Spezia. Per favore ragazzi, perché veramente un crollo, 2 sconfitte pesantissime, immeritate. Beh, quella con la Roma incredibile, col Milan, sì, lo stesso, secondo me era da pareggio. Però il campionato è ancora lungo. C'è tanto tempo. Ecco. Solo che ecco che se non vinciamo sta partita, allora inizia veramente la crisi Napoli. Okafor. Bravo, Frattesi la perde. Kvara recupera. Zelinski. La preparito forte di Lorenzo. Giovanni Di Lorenzo, bel gol. Subito di rabbia il Napoli. Cerchiamo di chiuderla presto, ragazzi, anche per fare un po' di turnover. Gol Victor Osimhen. 0-2 in 4 minuti scherzi. Tanto sappiamo già che Milan intervinceranno sicuro. In Coppa Italia ai quarti abbiamo la Juventus. Ne sarà durissima. Marietto, vai Marietto. Frattesi, bellissimo. Niente.
Bravo Jesus. Però Rachmani è ancora leggera affaticamento. Ragazzi, Rachmani veramente hanno difficile. Zielinski. Jesus. Soldato Kim. Non va a perdere entusiasmo. Dai, che possiamo vincere il campionato. Kvara. No. Bravo soldato. Jesus. Vede Osi, ti prego, chiudimela Osi. Bravissimo. Victor Osimhen. Fuori gioco. Vai. Va bene. Zielinski. Lobotka, non perdermela così da stai. Poco cattivi siamo. Verde, era il gol, subito il gol di Gasi. Stiamo pagando qualsiasi cosa. Incredibile. Punto debole purtroppo sembra la difesa, Fratesi. Mario Rui. Dai che mamma mia, per poco. Però vedo un Napoli un po' sulle gambe. Secondo me devono prendere un po' la forma. Kvara. Mamma mia, ragazzi. Tantissimi errori di Lorenzo. Il D. E la perde anche di Lorenzo. Dragoschi. Bravo Rui. Vai Kvaradona. Mamma che bello. Magari che avessimo Maradona. Sì, non mi sta piacendo la partita comunque. È un bel inizio, ma dopo pensavo, cioè, molto molli. Dai Meret, dai, per piacere. Kvara Osi. Osi, Kvara. Bello. Stiamo sbagliando l'impossibile, ragazzi. Guarda che segnano. Ara? Mamma mia. Noi sbagliamo 50 gol e sti qua del botto pareggiano. Vai Frat. Zielinski. Okafor. Zielinski. Lobotka. Frattesi. Bravo Oka, dopo la perde. Niente, possesso palla Sterling in questo momento. Poco pressing, non mi sta piacendo minimamente la squadra. Eccolo là. Gol. Mamma mia, siamo in un momento tragico. Sotto pressione va Fiore. Ma sarà il mercato? Boh, speriamo a sto punto che chiuda presto. Dragoschi. Vai soldato Kim. Lui. Vai Kvara, mettila in mezzo Kvara. Bravo. Osi. Rigore. Speriamo che se lo possa confermare l'arbitro. Concesso. Vai Zielinski, ti prego. Gol. 3-1. Bravo Zielinski. Okafor è già distrutto, poretto. Dai, diamogli un po' di fiducia anche se non condivido. Mettiamo Irving Lozano che non voglio che perda il ritmo partita. Frattesi anche lui deve un attimo prendere la condizione però, Mettiamo Dem.
Beh, rallentiamo un po' di poco, dai. Lozano. Lozano per Osi. Osi. Palo, ovviamente. Mario Rui, Marietto. Osi. Lozano. Gol, forse però, ma. È viziato da qualcosa? Gol, bravo. Molto bene. Facciamo un po' di cambi. Una Spadori che si è visto veramente poco. Abbiamo Rachmani per Kim e vediamo se riusciamo a dargli un po' di ritmo a partita. No, cos'è sta roba? Agudelo la prende proprio Rachmani. Rigore. Ma Dio Cristo, Madonna del Signore. Vabbè, Juan Jesus, un altro che... Boh. Sì, rigore confermato. Troppi gol stiamo prendendo, siamo in un brutto momento, Fioi. È ufficiale. Verde. Para Meret. Unica soddisfazione. Però non mi sta piacendo minimamente la partita. Tanti errori. Comunque uno Spezia che non ha minimamente sfigurato, anzi. Reca. Orezza. Bravo Kvara, comunque si fa sempre un culo così. Bravo Kvara ancora, mamma mia. Che cuore Kvara, però Vara in difesa. La vinciamo, ma ripeto, non sono soddisfatto. Ciao, ben fatto per dare grinta, però si poteva fare molto diverso con la Lazio. Guarda che calendario che abbiamo adesso. Bravo Meret. Bravi Fiori. Ok, l'Inter chiaramente stravince. Vediamo se almeno il Milan riesce. Ci riusciamo a fermare almeno la C Milan di Milano. Milan-Atalanta, dai Atalanta, su. Ci fate vedere il risultato? Siamo Lazio e Torino e poi chiudiamo, dai. Milan pareggia e rosichiamo. Buono, dai, si rosicchia qualcosa, perfetto. Adesso però c'è la Lazio e con la Lazio bisogna vincere. Mettiamo Lozano per il resto squadra confermata. Anche se però mettiamo Zambo per Frattesi. Vai, chiaramente. Perché è lui il titolare. Ciao, bisogna vincere, ragazzi, all'Olimpico. Milan impegnato in Coppa Italia, quindi non giocherà. Dobbiamo tornare a vincere uno scontro diretto. È fondamentale se vogliamo ambire allo scudo. Il mercato sta per finire, per fortuna, sta calmo. Kim non si calma, perfetto.
Lui Salvette, pareva prima azione che doveva farla la Lazio. Dai Kvara, no! Mamma mia, mamma mia. Abbiamo appena guadagnato dei punti, cazzo sul Milan non possiamo subito riperderli. Subito gol Immobile. Purtroppo siamo arrivati al punto che dobbiamo perdere adesso. Tutto di colpo, crollo Napoli. Dopo la sosta. Insomma, cazzo, però, cioè, non mi interessa, vi dovete svegliare. Bisogna far così da cagare. Entra Okafor. Beh, belle partite ho fatto. Non si è vista un'azione degna di nota. Signore per Osimhen. Gol. No, cosa è successo? Ma no, ma basta ragazzi. Ti prego, dammi la rete. Grande Kvara. Dobbiamo vincerla, Fioi, però. Romagnoli che la perde. 83esimo. Per vederla da Sergei. Sergei non la perde mai. Zaccagni. Mamma mia. Mamma mia come l'ho rischiata. Niente da fare. Altra partita ma negativa. Che bello. Ragazzi, vinciamo contro il Torino 2-0, l'ho fatta io, sto cercando un attimo di lasciarla un po' meno perché sennò veramente buttiamo via la stagione a mio parere. E so che partita magari la farò in off camera per arrivare a quelle decisive, non tantissime. E vediamo un attimo, almeno quelle squadre un po' più scarse per capire il modo se c'è qualcosa da migliorare. Almeno Kvara si è svegliato, però Fioi l'è veramente, veramente dura. Cioè, quando lasci tanto è difficile poi. Niente, che no, guarda i gol, non mi interessa. Raga, sotto il comandone veneziano, Milan e Inter hanno vinto. Alla prossima, ciao!